Il Veneto accogliente, pronto ad ogni scenario. Finora sono stati registrati 2500 arrivi, parliamo naturalmente dei profughi ucraini che scappano dalla guerra. Previsti 3 scenari d'allerta per gestire l'emergenza profughi a livello regionale. Il primo scenario fino a 4.000 presenze sul territorio, è la situazione attuale. Da 4.000 a 10.000 il secondo scenario, il terzo livello d'emergenza nel caso di oltre 10.000 presenze. Ieri Zaia ha di nuovo parlato di una previsione, di una stima possibile di 40-50.000 profughi in arrivo in Veneto dall'Ucraina. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 11 marzo 2022. La prima notizia di oggi riguarda i profughi in arrivo dall'Ucraina registrati in Veneto e appunto la rete dell'accoglienza che si basa su 26 hub che saranno realizzati e prenderanno il posto di altrettanti centri vaccinali. Le strutture infatti individuate sono quelle già utilizzate come centri vaccinali durante la pandemia. Dicevamo oltre 2300 i profughi transitati in Veneto negli ultimi 14 giorni, ma sarebbero poco più di 800, stando almeno a quello che si legge sul Corriere del Veneto, i profughi, le persone provenienti dall'Ucraina che si sono fermate nel territorio della regione, perché 800 persone appunto hanno chiesto e ottenuto l'erogazione della tessera sanitaria temporanea. La macchina dell'accoglienza funziona in questo modo: si parte dalla presa in carico sanitaria e psicologica in uno appunto dei 27 hub. Ci sono squadre interdisciplinari con medici, psicologi e mediatori culturali. Appena arrivati in Veneto, i profughi dall'Ucraina si sottopongono al tampone per verificare l'eventuale positività al Covid-19. Oggi troviamo un numero: fino ad ora sono stati individuati 47 casi positivi, quindi il 2% sul totale delle persone testate. A tutti poi vengono offerti i vaccini da non solo quello anti-Covid, ma anche quello per il tetano, tubercolosi, insomma tutto un pacchetto di vaccini. Insomma, la macchina si è messa in moto. Il presidente della regione Luca Zaia ha assunto il ruolo del commissario per l'emergenza ucraina, un dispiegamento di forze veramente importante in termini anche di personale. Abbiamo detto medici, infermieri, interpreti, psicologi. Ma se gli arrivi aumenteranno, la regione ha già previsto di reclutare ulteriore personale dalla sanità. C'è il direttore di Veneto Lavoro che è incaricato di un progetto per mettere in contatto aziende e profughi che cercano un impiego anche temporaneo. Quindi veramente, forse per la prima volta nella storia della regione, il Veneto si organizza a livello di sistema proprio per l'accoglienza, ed è sicuramente una notizia. Basta pensare che addirittura la volontà è quella di andare incontro a queste persone che arrivano al momento spesso in treno. Lo ha detto il presidente della giunta regionale Luca Zaia: la maggior parte sta arrivando in treno appunto, e quindi nelle 3 maggiori stazioni, Venezia, Mestre, Padova e Verona, ci sono i nuclei operativi per l'accoglienza già sul binario. Dice Zaia: abbiamo cercato di accorciare al massimo l'ultimo miglio per queste persone che arrivano spossate dopo viaggi infernali, e questa è veramente una cosa bellissima, è una bella prova di quello che può fare un sistema organizzato, una società complessa come quella del Veneto, dell'Italia, e per la solidarietà, l'accoglienza a persone che appunto scappano dalla guerra. Colpiscono sicuramente queste affermazioni assolutamente inedite da parte del presidente della giunta regionale Luca Zaia, soprattutto se confrontate con quelle di pochi mesi fa. Era l'estate scorsa,
c'era la crisi in Afghanistan e di fronte alla prospettiva di arrivi probabilmente anche inferiori dal punto di vista numerico di profughi in fuga appunto da quell'area, Zaia metteva le mani avanti e diceva: possiamo accogliere qualcuno ma non troppe persone, perché al momento ci sono i turisti. Oggi l'atteggiamento è sicuramente mutato e questa, chissà che anche per il futuro non sia una buona, veramente buona notizia. Noi voltiamo pagina, invece qui ce n'è una di brutta sicuramente, di notizia. Si è tenuto ieri il congresso della CISL del Veneto. Non è questa ovviamente la brutta notizia, ma è contenuta nella relazione del segretario Veneto appunto della CISL, che ha detto che fra 2 mesi il Veneto sarà in recessione. Questa è la previsione appunto della CISL del Veneto. Sono le conseguenze della guerra, sono i costi dell'energia che esplodono, insomma un'analisi ovviamente articolata, quella del sindacato. Questa regione vive di manifattura e di turismo. In estrema sintesi, dice il segretario Gianfranco Refosco della CISL del Veneto: siamo molto esposti in questa fase, altri 2 mesi così e il Veneto piomberà in recessione. Sottolinea ovviamente che non saremo i soli, Refosco, ma sappiamo bene che non sempre mal comune è mezzo gaudio. Tra l'altro sulle pagine dei quotidiani di oggi, in particolare i quotidiani del gruppo Gedi, c'è in qualche modo un dato che va a confermare, se non altro, i timori della CISL del Veneto. Il titolo soltanto: l'export riparte in Veneto, ma per la guerra in Ucraina sono a rischio 1,6 miliardi. Quindi sicuramente è un fatto che il conflitto e le incognite geopolitiche pesano sull'interscambio commerciale della regione, scrive Roberta Paolini in questo articolo. Secondo i dati dell'Istat vale oltre 70 miliardi nel 2021, in crescita del 7%, appunto questo il valore dell'interscambio commerciale del Veneto. Voltiamo pagina, un'altra notizia, si tratta delle violenze in ospedale. Ci sono alcuni dati sul Corriere del Veneto di oggi che riguardano appunto uno studio condotto dal Nursind, il sindacato degli infermieri, che evidenzia come la violenza nei confronti appunto degli operatori sanitari si manifesta spesso con aggressioni verbali nel 48% dei casi, ma anche verbali e fisiche nel 45% dei casi, o fisiche soltanto nel 6% dei casi. Sono per lo più i pazienti, nel 40% dei casi i responsabili delle violenze, ma anche i parenti, 34%, o entrambe queste figure, 17% dei casi, meno altri utenti casuali, diciamo, della sanità. Un'altra ricerca di Anao Assomed, l'associazione dei medici ospedalieri, evidenzia che il 55% dei camici bianchi è stato vittima di violenza. Al primo posto ci sono gli psichiatri, l'85% ha subito appunto una violenza di qualche tipo, e poi i colleghi della medicina d'urgenza, il 77%, chirurghi 60%, poi medici del territorio, gli anestesisti e così via. Il 76% non sporge denuncia, il 23% afferma di essere venuto a conoscenza di casi da cui è scaturita invalidità permanente o decesso. Quindi insomma tutto questo nonostante nel settembre 2020 sia stata approvata una legge antiviolenza sui sanitari che prevede la reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per lesioni gravissime, quindi una legge che sicuramente va a tutelare il personale sanitario, ma che ancora non è sufficiente, e quindi la regione lancia una task force che prevede la formazione di 90 istruttori provenienti da tutte le ULSS e che verranno formati dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica e da Azienda Zero, per diventare poi docenti nei corsi che saranno organizzati dalle varie strutture pubbliche per diffondere la conoscenza del fenomeno e anche le modalità per affrontarlo. Domani è la giornata contro la violenza verso gli operatori sanitari. Ma noi adesso torniamo a parlare invece di politica, o meglio del palazzo. Ancora sulle pagine dei quotidiani locali una notizia di qualche giorno fa.
l'editoriale oggi sul Corriere del Veneto, quello strano premio al dirigente regionale. È il caso cominciato martedì scorso con l'approvazione in Consiglio regionale di un emendamento proposto dalla Giunta Zaia che sostanzialmente ha avuto come effetto quello di aumentare lo stipendio da 85 a 115 mila euro l'anno, il 35% in più, a il dirigente, il responsabile dell'intergruppo Lega Lista Zaia in Consiglio regionale del Veneto. E oggi appunto se ne parla ancora, lo fa Marco Bonet del Corriere del Veneto, appunto, in un articolo di opinione. Si conclude così: può bastare il consenso di Zaia come al solito a coprire tutto come una bianca coltre? I consiglieri regionali vogliono farselo bastare? In sostanza, nel suo articolo Bonet si chiede, visto che di questo aumento si era già parlato, era già stata approvata un paio di volte il blitz, diciamo, per aumentare questo stipendio non era andata bene. Si chiede Bonet cosa è cambiato, come mai si è arrivati invece all'approvazione di questo aumento con una legge, come mai addirittura l'emendamento è stato presentato dalla Giunta Zaia, quindi c'è il silenzio dei leghisti che ovviamente hanno votato ma non commentano, addirittura in Consiglio regionale l'unico a difendere naturalmente l'emendamento è stato quello che viene definito il povero assessore al bilancio Francesco Calzavara, costretto a suo modo a difenderlo. Queste le parole di Bonet, che dice inoltre: onore a Bembo, questo il cognome del responsabile del gruppo Lega, dice che evidentemente in questi anni è riuscito a convincere tutti delle sue buone ragioni, chissà con quali argomenti, chi la dura la vince. Ma l'analisi di Bonet è che il Consiglio regionale, il cui lavoro appare già nebuloso e evanescente in questi ultimi anni, stamattina si sveglia un po' più lontano dai veneti che avrebbe l'ambizione di rappresentare e dalle loro vite che, attenzione, questo è il punto, non contemplano la possibilità di aumentarsi le buste paga in piena crisi con 2 righe di emendamento approvate in 3 minuti per alzata di mano. Insomma, secondo Bonet sarebbe inspiegabile questa decisione e probabilmente se ne continuerà a parlare perché la polemica è stata veramente accesa. E a proposito di polemiche, ce n'è un'altra in questi giorni. Si vede guardando in trasparenza tra le pagine dei giornali, che ovviamente sono molto molto cauti quando si tratta del presidente della giunta regionale Luca Zaia, che difende la legge regionale sul fotovoltaico a terra dagli attacchi di Confindustria. E anche se il Corriere del Veneto sottolinea come non sia in campo nessuna polemica tra Zaia e il presidente di Confindustria Carraro, tanto che il presidente della regione dice di aver parlato con appunto il capo degli industriali proprio ieri mattina, però è chiaro che sul fotovoltaico a terra uno la vede in un modo, uno in modo completamente diverso, e oggi appunto sui giornali le dichiarazioni di Zaia che difende la legge regionale che introdurrà quindi dei limiti al fotovoltaico a terra. Proprio ieri invece Carraro, presidente degli industriali veneti, si era scagliato contro questo progetto di legge e un altro relativo a un'altra rinnovabile, l'idroelettrico, chiedendo quindi alla regione di non intervenire con ulteriori limiti e regolamenti, tenendo invece valida naturalmente quella che è la norma nazionale. Chiudiamo con 2 notizie flash. La prima da Rovigo: ancora nessuna richiesta per i quadri di Kandinsky che sono appunto in mostra nel capoluogo della provincia del Polesine. Si tratta di quella che viene definita dalla stampa la guerra culturale russa. Sappiamo che il ministro della cultura russo ha chiesto e ha preteso la restituzione delle opere esposte ad esempio a Palazzo Reale a Milano, ma invece non ha ancora chiesto i dipinti in mostra in Veneto.
Veneto sono i quadri di Kandinsky esposti a Palazzo Rovella a Rovigo. In teoria dovrebbero tornare in Russia, ma è lo stesso Palazzo Roverella a dire che non è ancora stata ricevuta alcuna richiesta di restituzione dei quadri, né formale né informale. Quindi, salvo novità, i quadri continueranno ad avere casa a Rovigo fino al 26 giugno. Si tratta della mostra dedicata a Kandinsky ed è la più vasta che ci sia mai stata in Italia, con l'esposizione di ben 80 opere. 5.000 visitatori soltanto nei primi 9 giorni d'apertura, eccetera. E l'ultima notizia di oggi invece arriva da Vicenza, la Valle dell'Agno. A Recoaro andranno i 20 milioni di euro messi a disposizione dal piano nazionale Borghi previsto dal PNRR. Fondi per la rigenerazione urbana prevedono interventi sul compendio termale delle fonti centrali, proprietà della regione, e poi altri interventi come il potenziamento dell'offerta culturale e l'ammodernamento e il recupero di spazi destinati alla ricettività. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.